La morte di Raffaele Galano, l'operaio di 58 anni dipendente dell'Ariston Cavi di Brendola, stritolato da un macchinario dell'azienda durante il turno di lavoro. La Procura di Vicenza ha aperto un fascicolo di inchiesta per omicidio colposo, al momento senza indagati, per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Dalle prime indiscrezioni trapelate pare che l'uomo fosse solo nei pressi di una macchina per l'estrusione della gomma che ricopre i cavi elettrici prodotti dall'azienda. Non ci sarebbero perciò testimoni diretti del tragico momento in cui l'operaio è finito risucchiato dai meccanismi. Solo dopo i colleghi sono intervenuti richiamati dal trambusto e hanno liberato il corpo del 58enne ormai privo di vita dal macchinario che è stato sequestrato. Una tragedia che ha fatto registrare il primo morto sul lavoro anche nella provincia berica, che va ad integrare la drammatica classifica nazionale. 21 gli incidenti mortali tra gennaio e marzo 2025, il triplo di quanti si erano registrati nello stesso periodo lo scorso anno. Secondo l'INAIL anche gli infortuni sul lavoro sono aumentati, raggiungendo quota 14.825, 310 in più rispetto al 2024. Insorgono i sindacati che chiedono maggiore attenzione da parte delle istituzioni. Un capoturno esperto, 35 anni di lavoro, in un'azienda dove la cultura della sicurezza è nel DNA, eppure è capitato. Sembra che le campagne che facciamo, zero morti sul lavoro, che fa parte della nostra vita quotidiana, non bastino mai. Abbiamo dedicato addirittura un 1° maggio CGIL, CISL e UIL sulla sicurezza sul lavoro. La formazione è importante, ne serve di più, ma soprattutto anche formazione qualificata. Certo servono investimenti e non ultimo anche gli aspetti relativi agli ispettori e tecnici della prevenzione per quanto riguarda il servizio di prevenzione dello SPISAL. Abbiamo appena finito di celebrare la giornata mondiale sulla salute e sicurezza sul lavoro e c'è un'altra vittima. In Veneto i dati sono drammatici. Nei primi 2 mesi abbiamo registrato 15 infortuni mortali contro i 4 dell'anno precedente. Non abbiamo i dati di marzo, ma la situazione è in continuo peggioramento. Bisogna intervenire sul modello di sviluppo della nostra regione e del nostro paese, cambiare i modelli organizzativi, avere rispetto dei tempi e carichi di lavoro delle persone, altrimenti questa situazione non si invertirà mai.